L'approvazione all'unanimità di questo progetto di legge contro la mafia è un grandissimo risultato. Ora andremo in aula per l'approvazione definitiva per dare un segnale fortissimo, per stroncare tutti i fenomeni mafiosi, tutte le attività mafiose che purtroppo vediamo esserci in Veneto, discariche abusive che vengono bruciate, purtroppo problemi di usura, un'infiltrazione mafiosa che dobbiamo uccidere, stroncare alla base, perché il Veneto e i veneti sono un popolo operoso di gente per bene che ha voglia di lavorare in maniera libera nel proprio territorio. La Regione Veneto, grazie a questa legge, dovrà costituirsi parte civile, un parolone per dire chiederà i danni a chi ha macchiato l'onore e la nostra bellissima terra con la mafia, con dei reati terribili. Lo farà in maniera obbligatoria, cioè automaticamente ci sarà questa costituzione in parte civile per avere un risarcimento danni. Lo chiediamo come Consiglio Veneto all'unanimità. Io sono il primo proponente, ma mi fa molto piacere vedere che tutta la politica veneta è unita in questo contrasto alle mafie. Prima purtroppo avevamo la facoltà, ovvero la regione doveva decidere di volta in volta se era il caso di costituirsi parte civile, ovvero di chiedere i danni e di andare contro a queste persone, contro questi reati, mentre adesso abbiamo l'obbligatorietà, quindi finalmente avremmo la sicurezza di riuscire ad ottenere quello che spetta ai cittadini.